La comunità di Fanna è in lutto per la scomparsa di Ilaria Di Carlo, morta a 20 anni al Crodi Aviano, dove aveva trascorso gli ultimi mesi studiando per la maturità, poi superata. Lascia i genitori e un fratello. La giunta regionale stanzia 15 milioni per recuperare entro dicembre le liste d'attesa che si sono allungate causa Covid e punta a risolvere l'atavica fuga di pazienti verso altre regioni tramite un nuovo accordo con il privato. Visita in Friuli del sottosegretario all'interno Ivan Scalfarotto in tema di migranti, ha affermato che le spese per i controlli Covid devono essere a carico dell'Unione Europea. Prenderanno il via domani i saldi in regione, i negozianti sperano di far cassa per i rifornimenti della stagione autunno-inverno, i friulani spenderanno con oculatezza i consigli dell'Associazione dei Consumatori. Calcio regionale in lutto per la scomparsa di Giuliano Zoratti, secondo di Giacomini nel doppio salto dalla C alla A, è stato tecnico di tante promozioni, tra cui quelle di Itala e Unione Fincantieri Monfalcone. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Una comunità in lutto, quella di Fanna, per la scomparsa di una ragazza di soli 20 anni, Ilaria Di Carlo. È scomparsa al Crodi Aviano, dove aveva trascorso gli ultimi mesi studiando per la maturità, poi superata. Lascia i genitori e un fratello. Comunità di Fanna per la morte di Ilaria Di Carlo, che al Crodi Aviano si è arresa alla malattia a 20 anni. Da poche settimane aveva sostenuto l'esame di maturità da privatista, era iscritta al Flora di Pordenone, studiando al CRO grazie al progetto Scuola in Ospedale all'interno dell'area giovani, guidata dal dottor Maurizio Mascarin. L'obiettivo dell'esame per lei era stato sempre fondamentale, nonostante la malattia e le cure, e aveva seguito le lezioni a distanza. Poco dopo aver raggiunto il traguardo, però, ha dovuto arrendersi al male. Lascia nel dolore i genitori, un fratello, i parenti e tanti amici che la piangono ricordandola come una ragazza solare e determinata in quel che faceva. I familiari hanno voluto esprimere un particolare ringraziamento a tutto il personale dell'area giovani del Crodi Aviano, invitando quanti vogliano ricordare Ilaria a destinare a quel reparto le proprie offerte. I funerali si svolgeranno domani alle 11 nella chiesa parrocchiale di Fanna, dove stasera alle 20:45 sarà recitato il rosario. La Giunta regionale ha deciso di stanziare 15 milioni per il recupero delle liste d'attesa, i cui tempi si sono allungati a causa dell'emergenza Covid, ma c'è anche un altro obiettivo, quello di risolvere l'atavica fuga di pazienti verso altre regioni, obiettivo da perseguire attraverso un accordo nuovo con il privato. Una sfida nuova è collegata alla pandemia, il recupero delle liste d'attesa bloccate dall'emergenza Covid e quella storica della fuga dei pazienti verso altre regioni. La Giunta regionale, su proposta del vicepresidente Riccardo Riccardi, ha approvato 2 delibere con il piano operativo regionale per il recupero delle liste d'attesa e l'accordo triennale 2021-2023 tra la Regione e le associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati. Sul fronte della nuova sfida, la pandemia ha portato a una riduzione del 24% dell'attività chirurgica programmata e del 16% di quella ambulatoriale con tempi più lunghi per gli screening di secondo livello. L'obiettivo, utilizzando le strutture private accreditate, è di arrivare ai volumi pre-Covid entro dicembre. Il motivo dei tempi è legato ai protocolli che comunque rallentano i tempi delle prestazioni e poi al personale impegnato nella campagna vaccinale. Con la delibera si darà il via all'assunzione di personale a tempo determinato con contratto di lavoro autonomo, l'acquisto di prestazioni aggiuntive dal personale sanitario dipendente e l'acquisto di prestazioni extra budget dal privato accreditato a fronte di specifico accordo. Sul piatto la Giunta ha messo 15 milioni di euro. Per quanto riguarda la spesa pro capite del privato in FVG è di 54 euro contro i 111 del Veneto e i 146 del resto del paese. Da qui, ha spiegato Riccardi, emerge una maggiore competitività di altre regioni con relativo esodo di pazienti che si traduce nel 2019 in 91 milioni di euro di spese a carico del Friuli Venezia Giulia, di cui il 62% è andato al Veneto. La seconda delibera quindi consentirà alle aziende di contrattualizzare con i privati accreditati le prestazioni con elevate liste d'attesa e che incidono sulla fuga extraregionale, con l'obiettivo di recuperare la spesa privata accreditata che la Regione paga al privato di altre regioni.
I dati Covid di oggi dicono che ci sono 21 nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore, 18 le positività emerse attraverso 3.505 tamponi molecolari, le altre 3 grazie ai 1.219 test rapidi antigenici eseguiti. 3 infezioni riguardano migranti rintracciati in provincia di Trieste, un'altra invece una persona rientrata dal Perù. Oggi non si sono registrati decessi, non ci sono persone ricoverate in terapia intensiva, calano a 6 i pazienti ricoverati negli ospedali della regione. Ancora rintracci di migranti nel capoluogo friulano. Nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di Udine hanno identificato 3 richiedenti asilo maggiorenni privi di documenti, tutti in arrivo dal Bangladesh, trovati a camminare a bordo strada in via Baldasseria Bassa. Altri 2 cittadini stranieri maggiorenni pakistani sono stati segnalati vicino all'ex caserma Cavarzerani, segnalati dai carabinieri di Campoformido. Sono entrambi maggiorenni. Nel primo pomeriggio poi ulteriori 3 cittadini pakistani maggiorenni sono stati segnalati ai militari dell'Arma del Norm della compagnia di Udine. Tutti sono stati trasferiti alla Cavarzerani e avviati a triage e quarantena fiduciaria. Un migrante minore afghano è stato rintracciato a Udine dai carabinieri di Remanzacco e accolto in una struttura per under 18 non accompagnati. Visita in Friuli Venezia Giulia del sottosegretario all'interno Ivan Scalfarotto, una serie di incontri per fare il punto della situazione con le minoranze slovene. Poi si è parlato di migranti e in particolare delle spese per i controlli Covid che secondo l'esponente di Italia Viva devono essere a carico dell'Unione Europea. Le pattuglie miste tra Italia e Slovenia e l'impegno a non ridurre il numero di uomini presenti sul territorio. Ivan Scalfarotto, sottosegretario all'interno, ha tenuto una serie di incontri a Trieste con tappe in serata a Topolò. Al centro i rapporti con gli esponenti della comunità slovena e in questo senso a breve dovrebbe arrivare a conclusione il passaggio di proprietà nel Narodni Dom e il nodo dei segni diacritici. Il focus però resta quello dei migranti. Uno degli impegni è stato quello di garantire la sicurezza anche dal punto di vista sanitario, per cui è vero che si sta facendo uno sforzo notevole di garanzia appunto di controllo delle persone che arrivano in Italia, sia che arrivino dal Mediterraneo che arrivino dalla rotta balcanica, c'è lo stesso impegno. Penso che sia questo impegno che l'Italia mette da questo fronte dovrebbe essere anche questo riconosciuto di più dall'Unione Europea, perché ci facciamo carico di persone che, diciamolo chiaramente, non è che cercano di immigrare in Italia, vengono verso l'Unione Europea. È una situazione che monitoriamo con attenzione. Pensiamo che il lavoro che si stia facendo sia anche un lavoro efficace, nel senso che appunto anche col supporto non solo delle forze dell'ordine ma anche delle forze armate che sono rimaste qui in Friuli Venezia Giulia diciamo nello stesso numero anche dopo la revisione dell'operazione Strade Sicure, che ha visto in altre regioni del paese una diminuzione dei soldati, diciamo, delle forze armate disponibili, che sia un lavoro che si fa con attenzione. Scalfarotto nella sede della prefettura di Trieste ha incontrato anche i rappresentanti delle forze dell'ordine complimentandosi per la gestione dei controlli durante l'emergenza sanitaria del Covid. Il rappresentante di Italia Viva ha poi sollecitato il Parlamento sul tema del DDL Zan. Se il nostro Paese dichiara che l'odio non ha domicilio nella nostra Italia, rende un buon servizio alla nazione. Il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste ha condannato con una nota l'operato di 2 studenti di Scienze Politiche arrestati ieri dalla Digos di Milano nel corso dell'operazione contro un'organizzazione clandestina nazi-fascista. Il Dipartimento, si legge nella nota, condanna le ideologie suprematiste espresse dagli studenti che farebbero parte del gruppo Avanguardia Rivoluzionaria. Gli studi umanistici svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito della società della conoscenza, promuovendo la cultura dell'inclusione, prosegue la nota, e contrastando disuguaglianze, razzismi e discriminazioni di ogni natura. È lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Giuliano Zoratti dopo aver lottato a lungo contro una brutta malattia. Il 13 luglio prossimo avrebbe compiuto 74 anni. La sua carriera da calciatore, centrocampista, era stata contrassegnata dalle presenze dagli anni trascorsi all'Udinese, poi alla Pro Gorizia, dove ha iniziato la carriera da allenatore prima di entrare nello staff di mister Massimo Giacomini, con il quale da vice ha vissuto il doppio salto
salto dalla C alla A dell'Udinese. Poi lo ha seguito per circa un decennio, tantissime altre avventure in carriera, con l'esordio da primo allenatore sulla panchina della Pro Vercelli. In regione ha legato il suo nome soprattutto all'Itala San Marco, poi SM Gradisca e all'Unione Fincantieri Monfalcone. Il ricordo della nostra redazione con Massimo Radina e il ricordo di mister Massimo Giacomini nell'appuntamento con Sport FVG dopo la fine del nostro telegiornale. E ora parliamo di saldi estivi che partono domani in regione, serviranno a dare una boccata d'ossigeno ai commercianti che puntano a utilizzare gli introiti dei prossimi mesi per i rifornimenti della stagione autunno-inverno. Andamento dei saldi, siete pronti? Siamo pronti, siamo speranzosi, pronti. Vediamo cosa succede, perché come ho già detto i saldi in questo momento potrebbero essere una situazione di darci cassetto, ma nello stesso tempo, per come è stato abusato lo sconto e tutto quello che in precedenza è stato fatto, ho paura che ci sia poca attrazione. Speriamo di sbagliarmi. Tra l'altro voi ne avreste bisogno, cioè in generale, anche per un attimo cercare di contenere le spese e il mancato guadagno che avete avuto con le chiusure. Mamma mia, mai come in questo momento. Noi usciamo da 2 anni veramente terribili e di conseguenza in questo momento poter far cassetto ci aiuta a poter ripartire, a poter ricominciare con i prossimi campionari. È fondamentale per noi. I saldi sono una buona occasione per fare spese, in questo momento voi ne approfitterete? Sì, penso che sia una buona occasione per tutti, insomma, che ci sono degli sconti vantaggiosi. Spendere sì, ma nei limiti, perché con quello che c'è stato adesso ci si pensa 2 volte prima di esagerare. Già l'anno scorso non ho comprato niente, quindi quest'anno forse riesco a comprare qualcosina. Abbiamo la fortuna di avere la 14ª, quindi noi siamo ancora fortunate e quindi se riusciamo prenderemo sicuramente le cose di cui, almeno io, di cui necessito. Approfitteremo, sì, assolutamente sì, c'è la necessità di ripartire, di far ripartire l'economia e abbiamo anche tutti voglia di muoverci, di uscire, di in qualche modo comprarci qualche cosa di nuovo e coccolarci un po'. Assolutamente, ne approfitterò anche per comprare delle cose che in questo momento ho tralasciato, quindi ne approfitterò, poi è periodo di matrimoni, quindi assolutamente qualche vestito, qualcosa. Per vivere i saldi, allora in serenità sentiamo i consigli delle associazioni dei consumatori. Rispetto del distanziamento sociale della capienza massima per ogni locale, disinfezione delle mani, obbligo di indossare la mascherina. Ai tempi del Covid cambiano anche le raccomandazioni delle associazioni dei consumatori in vista dell'avvio dei saldi estivi, anche con un occhio di riguardo agli acquisti online, rispetto ai quali molti friulani si sono impratichiti causa lockdown. Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi, fa sapere che c'è cauto ottimismo per i saldi estivi 2021 che in Friuli Venezia Giulia si svolgeranno tra il 3 luglio e il 31 agosto. L'allentamento delle misure anticontagio e il clima vacanziero che si respira, dato dalla ripartenza anche di moltissime attività penalizzate dalle restrizioni, rappresentano presupposti interessanti. Vero è anche che gli sconti proposti alla clientela in vari periodi dell'anno frenano un po' la corsa ai negozi durante i saldi. La moda degli acquisti online invece induce molti cittadini, evidenzia Barbara Puschiasis, ad acquistare non di rado prodotti sbagliati, inutili o comunque non rispondenti alle aspettative. Anziché restituirli nei 14 giorni previsti dalla legge, sottolinea la presidente di Consumatori Attivi, le persone li tengono nel ripostiglio o tentano di rivenderli su internet, spesso con scarso successo o comunque rimettendoci. Tornando al commercio tradizionale, l'associazione ricorda che in merito alla prova dei capi non c'è obbligo, è rimessa alla discrezionalità del negoziante. Vanno disinfettate le mani e anche nei camerini va indossata la mascherina. I capi in saldo devono avere carattere stagionale, vanno indicati il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. La possibilità di cambiare i capi è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme, oppure che l'acquisto avvenga online. I negozianti devono accettare le
carte di credito per i pagamenti. Eventuali adattamenti sartoriali dei capi sono a carico dei clienti. Secondo Barbara Puschiasis, le regole sui saldi vanno ripensate perché così come sono non hanno più senso né per chi vende né per chi acquista. O viene disposta una totale liberalizzazione dei prezzi, che porterebbe però al Far West, oppure si definiscono periodi precisi durante l'anno in cui i commercianti possono applicare sconti. Per la Presidente di Consumatori Attivi è anche necessario estendere il diritto di recesso pure alle vendite nei locali commerciali. E a Tricesimo le vetrine dei negozi sfitti del centro riprenderanno vita grazie a disegni ispirati alla Divina Commedia e parte degli eventi del prossimo fine settimana. E uscimmo fuori a rivedere le stelle. È con questo verso che Tricesimo si prepara a vivere 3 giorni di eventi che faranno da corollario a un progetto di riqualificazione urbana che passa principalmente dall'arte. Dipingere le vetrine dei negozi sfitti dell'antico borgo Sant'Antonio per dare un'immagine di rinascita abbiamo scelto come titolo proprio una frase di Dante Alighieri e praticamente verranno dipinte proprio su questo tema, purgatorio, paradiso, inferno, con delle frasi di Dante Alighieri. Si occuperà l'associazione Blood con Spis e Lapis, con i vari artisti dell'associazione che verranno appunto fra sabato 3 e domenica 4 a dipingere le vetrine del borgo. Mercatini, musica con la banda cittadina e con Antonio Marino, esibizioni di arti marziali, un recital poetico e il circo di Diana Orfei lunedì sera animeranno il cuore di Tricesimo nel weekend, un'operazione di immagine che si unisce alle iniziative già pensate dal punto di vista urbanistico nell'ottica di rianimare un commercio cittadino in sofferenza. Il borgo era già un degrado prima. Probabilmente non c'è mai stato un cambio generazionale. Adesso speriamo nella rotonda che verrà in Piazza Verdi che praticamente sarà più agibile l'ingresso all'antico borgo. Faremo dei parcheggi proprio per dare più possibilità a chi vuole venire ad acquistare nel borgo di parcheggiare nell'auto vicina. Abbiamo già fatto un ingresso da Via Diaz perché arrivi direttamente dai parcheggi di Via Diaz al borgo. Preoccupazioni e incertezze sull'avvio del prossimo anno scolastico sono state espresse dai presidi e dai dirigenti scolastici che si sono riuniti nel congresso regionale, dal quale è stata riconfermata la guida Teresa Tassan Viol. Teresa Tassan Viol è stata confermata all'unanimità alla guida dell'Associazione Nazionale Presidi del Friuli Venezia Giulia durante il congresso regionale al Liceo Stellini di Udine. Toccherà ancora all'ex dirigente scolastica del Liceo Leopardi Majorana di Pordenone, da un anno in pensione, guidare i presidi della regione per il prossimo triennio. Nella sua relazione di fine mandato e nel corso del dibattito sono stati affrontati i temi che caratterizzano l'attuale situazione della scuola, le linee di indirizzo su cui si svilupperà il lavoro dell'associazione nel prossimo futuro e in particolare le problematiche urgenti legate all'avvio del nuovo anno scolastico. Molta preoccupazione è stata espressa dai dirigenti presenti per l'incertezza che ancora permane a questo riguardo e per l'assenza di chiare indicazioni sulle quali organizzare in modo tempestivo ed efficace il servizio, in grado di dare risposte di qualità fin da subito alle esigenze di alunni e famiglie. Mancano 2 mesi all'inizio del nuovo anno e non è ancora chiaro come si esprimerà il CTS sulla ripartenza, la sintesi dell'incontro. Non è irragionevole immaginare, anche in considerazione della variante Delta e delle dinamiche della pandemia, che distanziamento e dispositivi di protezione continueranno a essere la norma, ma ci sono altre più decisive questioni organizzative e gestionali che richiedono di agire presto. Sottolinea l'associazione che chiede che l'amministrazione statale comunichi quanto prima ai dirigenti delle scuole se potranno ancora contare sul cosiddetto organico Covid di cui ad oggi non si hanno notizie e soprattutto se potranno organizzare le attività d'aula e di laboratorio in presenza senza dover subire le difficoltà a tutti ormai note dovute ai trasporti. I presidi infine chiedono che la didattica a distanza possa ancora costituire un'opportunità di apprendimento come scelta progettuale oltre l'emergenza. Gli studenti del liceo scientifico Marinelli di Udine hanno studiato attraverso l'uso consapevole dei mezzi di comunicazione e dei social media i principi e i valori della democrazia. Questo grazie a un progetto biennale realizzato in collaborazione con l'ANPI e che è stato presentato in occasione della 17ª edizione del Festival Vicino Lontano.
Sviluppare nelle nuove generazioni comportamenti di cittadinanza attiva ispirati ai valori della responsabilità, della partecipazione, della solidarietà sociale, esplorando anche le opportunità e le insidie dei social media. Da qui deriva democrazia, Stato autoritario, social media, istruzioni per l'uso. Il progetto promosso dall'ANPI provinciale di Udine in collaborazione con il liceo scientifico Giovanni Marinelli è presentato nell'ambito del festival Vicino Lontano. Questa iniziativa è molto importante perché è stata promossa dall'ANPI e si è sviluppata in ambito biennale, quindi anche dentro la pandemia, con delle difficoltà che però ci hanno messi a contatto con quelli che sono i vari elementi e le varie possibilità della democrazia. Tanti ragazzi quindi hanno seguito inizialmente le lezioni che sono state organizzate dall'ANPI e poi un gruppetto ha partecipato alla produzione di video e un gruppetto ulteriore, più selezionato ancora, ha partecipato all'ultima fase che è stata tutta online. Abbiamo avuto proprio questo periodo di crisi perché siamo partiti in presenza, ma la fase online è stata interessante tanto quanto le altre. C'è da scoprire un metodo di comunicazione attraverso il quale, nuovo, attraverso il quale rilanciare e difendere valori vecchi, che sono i valori che sono scritti nella Costituzione, come in questo progetto, e quindi la democrazia, la libertà, la verità. La Regione, il Consiglio regionale non può che vedere con grande interesse questa formazione e questo investimento sulle future generazioni. Il mondo del lavoro, la Pigna Envelopes di Tolmezzo ricorrerà alla cassa integrazione ordinaria a partire dal mese di settembre per evitare il rischio di licenziamento di una decina di persone tra operai e impiegati. Inoltre in agosto farà usufruire le ferie maturate e da luglio sospenderà la produzione nelle ore notturne per la carenza di ordini. È quanto ha stabilito l'azienda che ha accolto le richieste di rappresentanti sindacali. La Pigna si trova in stato di difficoltà per non aver potuto aderire al rinnovo del bando per la fornitura di buste a Poste Italiane a causa del ribasso che avrebbe costretto le aziende italiane a produrre sotto costo. L'azienda ha dichiarato una perdita di fatturato conseguente alla fine della commessa che si attesta attorno al 25%. Le acque sicure della piscina dietro casa costituiscono un'alternativa alle località balneari. I friulani hanno riscoperto gli impianti natatori che in questi giorni sono gremiti di persone nel rispetto dei limiti dettati dalle normative anti-Covid. Tanta voglia di stare all'aperto, possibilmente vicino a uno specchio d'acqua. Da qui la riscoperta degli impianti natatori dietro casa. Solo gli atleti professionisti hanno potuto allenarsi, mentre gli amatori hanno dovuto aspettare fino al 31 maggio per riprendere l'attività sportiva. Preferiscono la piscina rispetto a le zone balneari come Lignano, preferiscono stare vicino a casa piuttosto che dover muoversi in auto. La risposta è positiva rispetto alla stagione estiva scorsa, le norme comportamentali rimangono sempre le stesse, bisogna prendere all'ingresso la temperatura, c'è l'obbligo di distanziamento sociale, sono sempre riservati 7 metri quadri in vasca per bagnante. Per quanto riguarda l'igienizzazione e la sanificazione dell'acqua balneabile all'interno della vasca, l'OMS e le ASL prevedono una certa percentuale di cloro all'interno dell'acqua, 1,5 parti per milione. Per quanto riguarda i lettini e tutti gli oggetti di uso comune vengono disinfettati dopo ogni utilizzo e anche a fine giornata dal nostro personale. E ora andiamo a Pordenone dove lo storico lavatoio di Via Gorizia è stato recuperato e riportato all'antico splendore. Bella lavanderina che lava i fazzoletti per i poveretti della città.
Lo storico lavatoio di Viale Gorizia a Pordenone è stato architettonicamente recuperato ed oggi formalmente riconsegnato alla città dal sindaco Alessandro Ciriani e dall'assessore all'ambiente Stefania Boltin. L'intervento di recupero si è concluso dopo circa un paio di mesi di lavoro e grazie al bando delle periferie sono state trovate le risorse economiche che hanno consentito di riportare alla luce l'originale manufatto. Pordenone, come tutti ricordiamo, è città d'acqua e di verde. Abbiamo riscoperto questo lavatoio che era rimasto in una selva, in una giungla per tantissimi anni, io lo ricordo ancora da bambina. È stata ricreata, come vedete, l'area verde, è stato messo in sicurezza. Prende il via domani il Carnia Green Carnia Fest, Festival della montagna sostenibile che coinvolge 5 paesi legati allo Zoncolan. Manifestazione Green Carnia Fest, promossa da Cercivento, Varo, Paluzza, Ravascletto, Sutro e Zoncolane, dedicata a vivere, conoscere e riflettere sulle sfide del futuro della zona, dà il là con questo fine settimana alla serie di iniziative promosse a Ovaro che a braccia aperte accoglierà i turisti per tutto il periodo estivo. Abbiamo fatto un lavoro impegnativo con tutti quanti e siamo riusciti a mettere vicino un programma che interessa tutta l'estate e anche una parte dell'autunno per cercare di dare un nuovo slancio al paese, alle attività, e devo dire che ho trovato disponibilità da tutti a cercare di operare, di collaborare assieme. Abbiamo fatto diverse iniziative, quasi tutte all'aria aperta per evitare anche problemi con il Covid. Iniziative che interessano il capoluogo, interessano la zona di Aplis, ma interessano anche alcune frazioni legate alla cultura, legate ai discorsi dei musei e legate anche ai dibattiti per vari argomenti. Il sabato mattina inizierà alle 8:45 un convegno importante su questo argomento che abbiamo aderito assieme agli altri comuni che fanno riferimento alla Zoncolan per dare un segnale di attività e di iniziative nel versante di Ovaro. E festeggia 30 anni Carnia Armonie, lo fa presentando una stagione da record con 54 concerti. Almeno un concerto al giorno dal 15 luglio al 5 settembre. È mastodontico il programma della 30ª edizione di Carnia Armonie, che porta la musica nei luoghi più impervi e più puri della montagna friulana, con nomi di spessore nazionale e internazionale, da Giovanni Sollima a Christian Lavernier, con una rassegna organizzata dall'FVG Orchestra e una serata evento dei filarmonici friulani insieme al divulgatore scientifico Luca Mercalli, e a fare da sfondo le Alpi, tra Tolmezzo, Preone, Malborghetto, Villa Santina, Pontebba, Paluzza, Fornisotto, Sauris e tante altre località. Io ho presentato pochi giorni fa lo studio fatto dal professor Guerzoni della Bocconi sulla redditività degli investimenti in cultura fatti in questa regione. La redditività che è eccellente, adesso non sto a ricordare i numeri, per Carnia Armonie il discorso è un po' borderline, perché invece loro, facendo una grossa attività che coinvolge tantissime realtà, hanno una parte di redditività obiettiva, ma vanno anche nei piccoli comuni. Se non ci fosse stata Carnia Armonie, che 30 anni fa ha cominciato a portare anche la musica classica in tanti piccoli comuni, avremmo avuto meno ricchezza culturale in questa regione. Io vi lascio l'appuntamento con Sport FVG e poi alle previsioni del tempo. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buona serata, arrivederci.